Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, primo appuntamento del 2026, ovviamente buon anno a tutti e do il buon anno subito al grande Roby. Ben trovato Roby, eccoti qua. Ciao Luccone, ma quanto mi mancava sentirti dire buongiorno 131. Che a me mancava tantissimo. Vero? Ogni mattina mi mettevo in loop. Io so, perché ho sentito la tua famiglia, che tu ti affacciavi dai tuoi balconi della Marina a Cagliari, buongiorno 131, poi hai preso qualche pizzone scendendo di casa, però comunque sia mantieni fede alla tradizione 103esca, non lo so come definire. Facciamo entrare anche il nostro direttore. Buongiorno direttore. Non mi siete mancati, ve lo voglio dire subito. Da buon grigio. Si stava così bene la mattina a riposarsi. Però sai posso dire che io so che qualcuno ti è mancato? Ed eccolo qui. Grandissimo. Ma Kinderino va oltre quello che insomma sono i discorsi di Buongiorno 131. Cioè è un amore veramente platonico. Ma prima o poi lo comprerò anch'io. Avrò 2 soldini, me lo compro anch'io perché costa, perché non deve starci nella mia scrivania, capito? Ci sta. Magari uno usato, non lo so. Dopo l'Epifania, visto che si porta via tutte le feste, magari qualcuno lascia anche un Kinderino così abbandonato da qualche parte. Ci sta. E ci starebbe. Va bene. Bentornati. Bentornato a te. Ciao. Pronti per Comunque, domani, Fra? Luca Di Leonardo, Buongiorno 131, l'ha detto anche nei video delle trasferte. Lo la dice mattina però, l'indomani mattina però, non di sera, pre-partita. Lo dice sempre, lo dice costantemente. Io saluto sempre. Bravo. È già un qualcosa, educato. È già un buon inizio. Esatto. Insomma, la giornata non è iniziata benissimo, però vabbè. Pronto per domani? Prontissimo. Sei coperto? Prontissimo. Devo andare da Decathlon a comprare gli scaldapiedi, gli scaldamani, per il resto ci siamo. Beh, dovrei arrivare a -2, quindi tanta roba. Non vedo l'ora. Considerando che oggi ce n'è 2 a Sassari, quindi presumo che appunto. A Cagliari siamo a zona 6. Ti dico solo che mi sto temendo, perché dopo vado alla primavera, a vedere la primavera in Coppa Italia, anche se all'1:30 è al coperto perché c'è la tribuna, però mi sto temendo comunque il freddo, quindi non oso immaginare cosa sarà domani sera a Cremona. Vabbè, ma sono sopravvissuto a Monza e a Venezia l'anno scorso, quindi spero di sopravvivere anche a sto giro, ecco. Spero vivamente. Se no ti faranno direttamente, se no ti metterai un piatto tipico di Cremona, ti metteranno in mezzo alla mostarda. Ma non il piatto tipico che noi conosciamo, diciamo così. Un altro tipo di piatto. Con tutto il bene per te, Esatto, ma abbiamo già visto Petracchi qualche giorno fa, no? Dov'era? Nascosto. A Verona erano, giusto? Verona. Sì, e anche a Verona. Però ha portato bene perché 0-3, quindi magari porti bene anche tu. Esatto, anche io sono già pronto a nascondermi nella poltrona, nella sedia della tribuna stampa dello Zini, che chissà come sarà, perché è la prima volta che andiamo, quindi
speriamo sia comoda, ma non so perché non ho buone sensazioni anche da quel punto di vista, però vedremo. Va bene, di cosa parliamo oggi, Luca Di Leonardo? Parliamo della Torres con Roberto, assolutamente. Parliamo della prima vittoria in trasferta da parte della Torres, seconda vittoria stagionale, sempre con il Pontedera, tra l'altro. Sì. Se si Però- giocasse solo col Pontedera sarebbe Serie B per la Torres, però purtroppo esistono anche altre 18 squadre, quello è un po' il problema. Però come l'hai vista, ecco? Perché io ho visto la partita, sai, insomma, non avendo un background delle partite della Torres di quest'anno, chiedo ovviamente a te, Roberto. Ma Un sai, backstage. esatto, serviva questa vittoria, perché quando tu fai un girone d'andata e quindi vinci una e le altre le perdi, le perdi o le pareggi, iniziare il girone di ritorno con un successo, il primo in trasferta come dicevi tu, la prima gara in cui la Torres fa più di un gol, perché ne ha fatti 3, anche se poi uno, mi invito a rivedervi le highlights perché è bellissimo l'autogol del Pontedera, una roba che si vede poche volte anche nei campi di terza categoria. Ed è un bene per il calcio, diciamolo. Esatto. Sì, O ma per è lo un sport male in per mai dire generale. gol. No. È un male per mai dire Esatto. gol, perché se fossero tutti così ci divertiremo di più lunedì. Detto questo, però conferma la cura Greco che c'è stata, perché di riffa o di raffa, da quando è tornato l'allenatore rossoblu romano, le ultime 6 giornate la Torres ha un rendimento che varrebbe al momento le ultime posizioni per i playoff. Quindi totalmente diversa la classifica rispetto a quella attuale. Tra l'altro Torres, che grazie alla vittoria sul Pontedera ha superato proprio il Pontedera, non è più ultima, anche se a pari punti, però per scontri diretti l'ha superata e quindi è penultima in campionato. Ricordiamo, un campionato dove manca il Rimini, che formalmente è l'ultima, già retrocessa, in quanto esclusa dal girone B della Serie C. Non è distantissima la salvezza diretta, però 5 ancora, punti. esatto, 5 punti che poi in realtà sono 6 visti gli scontri diretti. Ok. Però secondo me è il momento ancora di pensare parità alla volta. Adesso c'è il Campobasso in casa. Gennaio è un mese buono per la Torres perché ha diversi scontri diretti o comunque squadre che possono essere alla portata. Chiaro che per una squadra che praticamente è stata ultima fino all'altro giorno, dire così sembra anche ridicolo, però ha un calendario che può agevolare una risalita. La speranza è che appunto lo spogliatoio si mette in testa che ha fatto il primo passetto ma non è stato compiuto niente, l'ho ricordato anche Alfonso Greco. Sai, la vittoria di Pontedera ha anche rimesso in mostra un giocatore come Di Stefano, ha rimesso in mostra alcuni giocatori come Brentan, che erano un po' usciti dal progetto, non c'era mai entrato fondamentalmente nel progetto Torres, e la speranza è che qualcuno che ha reso molto meno sia poi protagonista di un girone di ritorno totalmente diverso. C'è il mercato aperto, Torres che è partita dalle varie cessioni necessarie, molti dei giovani arrivati in estate non si sono di fatto dimostrati all'altezza, vari Lattanzi, Biaggetti, che non hanno dimostrato di essere da Torres al momento. È andato via anche Starita, che è un po' il colpo che pesava, perché comunque è vero che ha fatto 2 gol con Greco, però è anche vero che è arrivato in prestito dal Benevento dove guadagna 180.000 euro e la Torres ne ha dati un bel po' di questi soldi da qui da inizio estate, diciamo fino ai primi di gennaio. Quei soldi verranno investiti per provare a prendere una seconda punta con dei gol, Mancino possibilmente, e vedremo quello che succederà. Nel frattempo è stato riaggregato Liviero, che comunque è un ritorno abbastanza utile per gli esterni della Torres. Ci sta, Sì, soprattutto assolutamente. un ritorno che allunga un po' anche le rotazioni, perché Sì, insomma, sì. ricordiamo che noi con Pazienza allenatore abbiamo visto Nunziatini sia Sì, esterno sinistro dall'inizio, di sì, sì, sì. centrocampo, addirittura braccetto sinistro, e Nunziatini, ricordiamo, arrivò alla Torres da trequartista della primavera dell'Inter, quindi insomma, Sì. la- Anche se poi fondamentalmente verrà anche strano spostare Sala dalla posizione dove sta giocando, perché è vero che Sala è uno dei migliori, anzi forse il migliore acquisto estivo della Torres, dovrebbe giocare più accentrato, però comunque sull'esterno non sta facendo male. Nell'altro lato Zambataro sta facendo il suo campionato,
è tornato Zecca, che ha fatto qualche minuto contro il Pontedera. Chiaro che ora il dubbio è: sposto Zambataro a sinistra, dove può fare l'adattato, metto Oliviero, Sala lo riporto al centro, qualora giocasse Zecca, però è un bel vivere quando hai questi dubbi, sicuramente è un bel vivere rispetto alle settimane in cui avevi Nunziatini, Dumani, insomma Scheffer faticavi a mettere insieme due esterni di categoria. Sì. Sì, poi ho visto anch'io la partita, ovviamente, perché il live di Pontedera Torres l'ho fatto io, al netto del fatto che, come hai detto giustamente, insomma, una partita di un livello tecnico abbastanza limitato, in cui però si è visto, secondo me almeno, che la Torres è una squadra di un altro livello rispetto al Pontedera. Poi ci mette del suo spesso per complicarsi la vita, perché anche il gol subito, insomma, vai tu, vado io, non va nessuno, quello prende e segna, entrando in area in mezzo ai due centrali. Però è anche vero che nella gestione globale della partita la sensazione era che comunque la Torres fosse in controllo. Poi magari rischi, ecco, di prendere il gol Lonzo, perché poi quest'anno la Torres ha preso qualche gol, anche più di qualche gol magari evitabile, per utilizzare una formula tanto cara a qualcuno, esatto. Però è anche vero che la sensazione è che il ritorno di Greco stia incidendo in maniera importante, cioè hai rimesso a posto uno spogliatoio, hai rimesso a posto un ambiente che aveva bisogno di un allenatore come Alfonso Greco, perché, che dir si voglia, al netto del fatto che poi tutti coloro che lo avevano infamato fino a qualche settimana fa adesso sono tutti saliti sul carro di Alfonso Greco, però è anche vero che evidentemente questa Torres aveva bisogno di lui, cioè senza andare molto, molto lontano, no Robby? Sì, assolutamente. Io sono contento che, diciamo, quello che noi dicevamo da anni, ci siamo presi anche tanti insulti come testata, io personalmente, poi chiunque un po' abbia seguito la Torres per 131 in questi anni, perché ci davano degli amici di Alfonso Greco. Ho detto che Alfonso Greco credo sia l'allenatore nella storia di 131 che ha preso più insufficienze nelle varie pagelle, però perché gli amici vogliamo bene. Esatto, perché siamo diretti e schietti, però comunque sia raccontavamo quello che era un po' il ruolo di normalizzatore di quest'uomo all'interno di uno spogliatoio non facile come quello dei sassaresi, e ce ne eravamo accorti nei tempi felici. Chiaro che ora se ne stanno accorgendo tutti nei tempi infelici, perché da quando è arrivato è proprio la gestione mentale della squadra che è cambiata. Non a caso forse lo scontro diretto di Livorno è arrivato troppo presto durante la sua gestione, che è l'unica sconfitta da quando è tornato Alfonso Greco, perché si sono visti ancora un po' quelle scorie che avevano accompagnato a livello di negatività e di errori dei singoli la Torres per quasi tutta la gestione Michele Pazienza, che non è colpa solo di Michele Pazienza, è che si è creato quel mood all'interno di uno spogliatoio e serviva un tecnico come Greco per togliere quella negatività, quella, se vogliamo, anche superficialità in alcuni momenti, che ha portato la Torres a far cadere la fetta biscottata sempre dalla parte della marmellata ogni volta che la fetta biscottata è caduta. Ne sono cadute diverse a pacchi e di fette biscottate da inizio anno a Sassari, e sia in casa che in trasferta. Poi, in chiusura magari di questo argomento qua, secondo me noi siamo stati sempre molto giusti, secondo me, anche nel raccontare la realtà, e a volte magari anche siamo sembrati un po' bacchettoni sotto questo aspetto, però quest'anno secondo me va fatto un applauso al gruppo storico dei tifosi, non alla città, che ha risposto male secondo me, perché in molti hanno disertato il Vanisanna e ha dei numeri bassissimi per essere una squadra che ha fatto secondo e terzo posto, anzi nei momenti di difficoltà secondo me bisognerebbe stare ancora più vicini alla squadra. Però il gruppo storico quest'anno ha mandato un segnale di maturità, perché di fatto non c'è mai stata una vera contestazione neanche sulla gestione Pazienza. Vedere quasi 131 tifosi, perché erano 128 in trasferta a Pontedera, con una classifica così, sotto praticamente l'anno nuovo, quindi periodo di feste, con il problema dei voli sotto le feste che c'è in Sardegna, fare gli striscioni in città, comunque compattarsi non tanto tra di loro, perché sono tanti gruppi e spesso anche divisi, però compattarsi attorno alla squadra. Secondo me quest'anno la Sassari del tifo organizzato ha mandato un
un messaggio bello che va sottolineato, a differenza di una città che si è dimostrata molto occasionale nel suo complesso riguardo al suo sport, ma quello lo sapevamo, bastava guardare un po' le affluenze anche alla Dinamo, come sono crollati gli obiettivi della squadra ora di Come adesso Borsic. stanno risalendo. Bravo, stavo per Adesso dire, stanno vediamo risalendo. adesso cosa succederà, se Ci sarà di risaliranno nuovo. piano piano. Venite, ma è normale, succede anche a È Cagliari, normale, però sai, purtroppo. in contesti dove comunque sia non hai un pubblico enorme, ma ti affidi tanto a quello che è il tuo zoccolo duro, quando la tifoseria manda un segnale, come è stato anche magari al Cagliari negli ultimi anni, quando la tifoseria organizzata manda un segnale, secondo me è giusto sottolinearlo, perché non è neanche scontato, perlomeno per come è andata la stagione della Torres, sarebbe stato anche naturale e logico contestare la squadra, ma in maniera pesante, cioè nessuno avrebbe detto niente, perché comunque passi dal terzo posto all'ultimo, fai una vittoria in un girone, praticamente ne perdi tutte, e ci sta anche che la squadra venga contestata, invece è stato un bel segno di maturità. Sì, poi hai detto, Sì. giustamente Pontedera, ma anche tutte le altre trasferte. Perché Sì, sono io ho sempre citato andati. l'ultima perché comunque sotto le feste noi che viaggiamo tanto, e chi viaggia con noi, che ci vede in aeroporto, chi segue le squadre sarde lo sa, o chi semplicemente vive fuori dalla Sardegna, e siete in tanti, sa quanto è difficile da dicembre fino a metà gennaio prendere un volo in Sardegna, perché non sono proprio fisicamente i voli. Sì, sì. Purtroppo è così. Cosa aspettarsi da questo inverno, questa seconda parte d'inverno, diciamo così, per la Torres? Perché hai detto il mercato, il Comunque, calendario. calendario l'abbiamo visto, l'ha messo anche prima Luca in grafica, è un calendario che ti aiuta. Io mi aspetto comunque un segnale dal club, dalla proprietà. È vero che non si possono fare le pazzie, però è anche vero che qualcosa serve. Cioè, se tu vuoi oggettivamente aiutare la non rincorsa annaspando alla salvezza diretta, un messaggio il club lo deve dare. È stato comunque supportato, non ci sono state delle critiche dirette alla proprietà. Secondo me la proprietà un messaggio anche alla piazza, all'ambiente lo deve mandare. Paradossalmente, secondo me, so che magari non tutti saranno d'accordo, secondo me serve quasi di più un difensore di un attaccante, ma questo è il mio punto di vista, perché si è creato un qualcosa per cui Idda sta facendo tanto bene, però si è fermato nelle ultime settimane, sta giocando meno. Fabriano ha avuto un po' un'involuzione, Mercadante ha avuto un po' un'involuzione, è rimasto molto spesso solo Antonelli a tirare la carretta, e anche lui ovviamente da solo ha avuto delle partite difficili. Io un giocatore di livello nella difesa me lo prenderei, poi in attacco non è mai facile muoversi in attacco, perché ti sei liberato del contratto di Starita, qualcosa la puoi fare. Specie a gennaio. Esatto, specie a gennaio, però beccare l'acquisto giusto a gennaio in attacco è difficile. Chiaro che il sogno sarebbe Fischnaller che va via da Trapani, però ha tante richieste, non lo so, non ce lo vedo a tornare a Sass. Sì, poi ricordiamoci l'anno scorso anche arrivò Zamparo, che comunque era un giocatore assolutamente di grande livello per la categoria, Ma non pronto gol magari e tutto, però è arrivato a Sassari lui magari nel momento sbagliato della sua carriera, nell'anno sbagliato, e insomma Andrea Sini nell'ultimo collegamento che ha fatto con noi ha detto il peggior attaccante passato da Sassari negli ultimi 20 anni. Ora non lo so se sia effettivamente così, però forse di quelli, però per l'hype che c'era nei suoi confronti, per quelle che sono anche le aspettative, probabilmente è il flop più clamoroso da quel punto di vista. Ma non vedo che c'ha Edgar Cani fosse meglio. Il mitico. Ci ha raggiunto da pinna a pinna. Allora io resto, oltre che per salutarlo, solo perché subito adesso lo cazio, come entra Simoncino, subito. Eccolo qua, Simone Pinna del Monastir. Ciao Simo, ben trovato. Ciao, e buon anno anche a te. Ciao a tutti, buon anno. Allora Simo, auguroni, buon anno, so che stai bene, però io ho la collezione delle tue maglie che è ferma al 2022, non so se vogliamo un attimino muoverci a mandarmele, perché sono fermo forse al costo, non lo so, devi mandarmi nuove maglie, non ho maglie. Vabbè, le aggiorniamo, dai. Voglio vedere. Ma Simo, non per altro, perché così, visto che lui non può usare magliette con scritto Pinna di suo, esatto, ce le abbia un altro. Hai visto, c'ho la maglietta Pinna, capito qui. E vabbè, no, questo sembra una battuta, ma in realtà è davvero no, la mia è una minaccia. Non è Simo, allora, intanto... ragazzi, io vi saluto. Ciao Simo, Roby. un abbraccio. Ciao Roby. Stammi bene, un abbraccione. Ciao. Ciao ragazzi.
Sentiamo stasera ovviamente con le varie dirette. Oh yes, oh yes. Simo, dicevamo, reduce dalla bella vittoria nel derby di ieri contro il Budoni, 1-0 importante, perché chiaramente insomma vi permette di continuare a stare nelle zone alte, che poi tu, conoscendo bene la Serie D, sai che sono zone alte momentanee, perché poi basta veramente un attimo per perdersi, e quindi è fondamentale stare il più possibile là in alto per allontanare brutti pensieri, visto che ricordiamolo sempre, il Monastir neopromossa, primo anno in Serie D nella storia, obiettivo salvezza, e quindi no, cioè serve anche tenere un po' i piedi per terra. No, sicuramente siamo felici di questa vittoria, anche perché avevamo chiuso l'anno con una sconfitta in casa dopo essere passati in vantaggio con la Palmese. Ha bruciato, ha fatto male, ci ha insegnato che dobbiamo dare più valore alle singole situazioni e crescere sotto questo punto di vista. Poi la partita di ieri è stata decisa da un episodio, è stata una partita equilibrata. Però questi 3 punti ci permettono di allontanarci ancora di più dalla zona calda, e sappiamo che il girone di ritorno soprattutto è un altro campionato rispetto a quello d'andata, dove tutti si rinforzano, tutti i punti pesano doppio, e quindi questa vittoria è stata importantissima, anche perché paradossalmente adesso abbiamo 27 punti e abbiamo vinto, siamo contenti, ma se paradossalmente tu perdi contro una squadra forte come il Budoni, ti ritrovi forse a 3 punti, 4 punti dalla zona play-out, che è veramente poco. Sì, anche perché insomma sappiamo bene quelle che corta. sono, sì, quelli che sono, adesso la sto mettendo la classifica. Paradossalmente, banalmente, anche l'esempio dell'Olbia, Simo, che comunque al netto di tutto, al netto delle grosse problematiche societarie di cui insomma abbiamo parlato più di una volta, però comunque sul campo, nonostante le difficoltà, ha sempre reagito bene. Guarda, ultime 2 sconfitte, e l'Olbia, che fino a qualche settimana fa era insieme a voi, no, nel gruppone delle sarde a metà classifica, guardate, si ritrova pienamente in zona play-out, e insomma vedere anche altre squadre là sotto. C'è il Cassino ultimo, l'anno scorso ha fatto i playoff, l'Anzio, la Palmese, sono squadre che hanno grandi capacità imprenditoriali e quindi economiche, e come hai detto giustamente tu, Simo, il girone di ritorno è un altro campionato, perché comunque c'è ancora il mercato, e quindi tante società intervengono anche in maniera pesante per correggere quelli che sono stati magari gli errori di inizio stagione. Però ti chiedo, le hai viste tutte perché le hai giocate tutte ovviamente, qual è la squadra che ti ha impressionato di più? Allora, sicuramente quella che mi ha impressionato più di tutte è come si chiama? Oltre al Trastevere, che siamo andati lì a prescindere dal risultato. No, mi rivedi la classifica un attimo? No, assolutamente. Valmontone. Eccola qua. Il Flaminia. Ah, ecco. Il Flaminia è venuto in casa nostra e siamo passati in vantaggio 2-0 noi, poi l'hanno recuperato, è finita 2-2, però hanno mostrato un palleggio, c'erano 4-5 giocatori veramente di categoria superiore, oltre ai 3 attaccanti, il capitano, facevano veramente un altro sport, diciamo, e quindi per noi è stato un onore confrontarci con loro, però secondo me i 23 punti non rispecchiano il valore della rosa, assolutamente. Esatto, è uno dei classici esempi, no? Dell'equilibrio anche di questo girone G, che da sempre è un girone molto livellato, soprattutto dal momento che raggruppa squadre sarde, squadre campane, squadre laziali. In periodo al posto delle campane c'erano anche le umbre, però insomma di fatto è sempre stato un girone molto 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 equilibrato. Come hai visto le sarde fin qui? Le ho viste tutte organizzatissime, tutte con organici importanti, giocatori forti per la categoria, e soprattutto tutte che come noi danno valore a qualsiasi partita senza dare niente per scontato, visti i recenti anni come sono andate le cose, diciamo. Sì, anche perché abbiamo detto 1000 volte l'anno scorso
con le 3 retrocessioni delle Sarde sicuramente è stato di insegnamento anche quest'estate, nel momento in cui sono state costruite o ricostruite le rose, il ripescaggio del COS su tutte, insomma è un po' l'emblema anche della lezione imparata in qualche modo. Poi tra l'altro tu sei anche un ex del COS, sei passato anche da lì nella tua lunga carriera, anche se sei giovanissimo, beato te, caro Simo. Un po' di ultima invidia. Esatto, questa è sempre da parte mia, sempre. Anche se poi posso dirlo, lunedì abbiamo giocato con i giornalisti, abbiamo giocato col figlio dell'amico e collega Giuseppe Amisani, che ha 11 anni ed era sulla fascia di Luca Di Leonardo, peraltro, e lo ha fatto patire. Tu pensa, 11 anni contro 48, insomma. Direi Potrebbe che non sono essere il più mio vecchio in figlio. assoluto. Assolutamente sì. Tra No, l'altro. tornando seri invece, sull'argomento Serie D e soprattutto sul Monastir, ci siamo già sentiti qualche settimana, qualche mese fa, perché eravamo venuti a trovarvi al campo, e all'epoca appunto anche tu dicevi è un campionato duro, perché chiaramente noi sappiamo quelle che sono le nostre ambizioni, quello che è il nostro anche valore, però chiaramente poi il campo è sempre l'ultimo giudice in tutte le cose. Da allora, secondo te, cosa è cambiato nel vostro campionato? Se è cambiato qualcosa, Guarda, penso che abbiamo mantenuto sempre lo stesso andamento a livello di approccio alle gare, di organizzazione, ovviamente c'è stata qualche rotazione perché qualche giocatore infortunato, qualche squalifica come quella di Ardau di 3 giornate, che un po' ci ha accorciato la rosa, però in quel momento tutti i ragazzi che sono stati chiamati in causa e tutto il gruppo ha risposto in maniera eccellente, anche giocando in posizioni non proprie. A questo ha fatto la differenza, ha compattato ancora di più il gruppo e ci ha fatto capire che chiunque giochi è all'altezza della situazione, della categoria e può dare il suo contributo. Stiamo vedendo il gol di ieri, il gol di Leone, che ha deciso appunto il derby contro il Bologna, un gol non banale, abbiamo visto anche nella sua esecuzione. Tra l'altro Leone è uno degli ultimi arrivati, perché è uno degli ultimi rinforzi del Monastir. Mi sembra che il suo impatto sia stato abbastanza importante anche per quelli che sono stati i risultati, no? Sì, è un giocatore importante con delle grandi potenzialità e grandi qualità che applicato al nostro modo di giocare può esprimere al meglio le sue caratteristiche. E poi sono 15 giorni che lo massacro durante la settimana, che non ha il quadrato per tirare nel joystick e finalmente ieri sono riuscito a calciare, guarda dove l'ho messa. Bellissimo questo. Ci sta, perché effettivamente è un po' anche quello. L'ultima sul Monastir, prima di cambiare argomento e poi passare la palla anche a Luca. Marcello Angeleddu, vostra guida, allenatore giovane, comunque, visto che è mio coetaneo, quindi è giovane assolutamente, Sì. ma al di là delle battute è molto, molto ambizioso, molto preparato il buon Marcello. Qual è secondo te il suo punto di forza con voi? Sicuramente la serenità che ci trasmette lui insieme allo staff, la tranquillità nell'affrontare le partite e soprattutto l'organizzazione nel preparare sia l'allenamento a livello organico, fisico, sia nella preparazione delle partite, perché comunque lui è uno che prepara molto le partite, si studia, è maniaco della conoscenza degli avversari, delle caratteristiche degli avversari, e quindi tende a trasmetterci tutte queste conoscenze, quindi noi quando entriamo in partita sappiamo esattamente quello che dobbiamo fare, come dobbiamo fare e dove andare a colpire. Molto bene, Luca, palla a te. Allora, c'è anche un commento. Nicola Pippi ha salutatemelo, che lo conosco da Nico in Nuova Zelanda. Salutatelo, ciao Nico. Così, questa era la domanda. Ma ti faccio una domanda in chiusura sul discorso Monastir, perché tu hai parlato, ovviamente, sei un discorso mercato, girone di ritorno, comunque le squadre si rinforzano, quindi guardiamo un po' la distanza che abbiamo rispetto alle ultime della classifica, ma c'è una quota, cioè da quel punteggio in poi si può pensare a uno step successivo, in quanto neopromossa, secondo te, Simo? Guarda, ti dico che in questo campionato non lo so, perché, come ho già detto prima,
a una certa ieri ci stava che tu perdessi la partita per un episodio, perché poi il nostro portiere esordiente Oscar ha fatto un miracolo al primo Bravo. tempo su una rovesciata, e tu magari vai sotto lì, perdi la partita e ti ritrovi a 4 punti dai play-out, quindi tutta un altro campionato. Adesso hai vinto, sei a 27, non dico che sei più tranquillo, perché poi perdi 2 partite e sei di nuovo nel mischione, però sono tutte lì, cioè l'ultima squadra che fa i play-out c'ha 20 punti. Quindi è impossibile ad oggi, alla prima giornata di ritorno, fare un calcolo di una quota dove puoi dirti salvo e puntare ad altri obiettivi. Quindi l'importante è incamerare più punti possibili, ecco questo Assolutamente, fondamentalmente. ogni settimana giochiamo per portare a casa dei punti, questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati, e poi tenere il più lontano possibile le squadre sotto, le dirette concorrenti. Perfetto. Fra? No, passiamo al Cagliari, a parlare di Cagliari, Simo, perché chiaramente è una parte molto molto importante della tua carriera, della tua vita, assolutamente. Ti chiedo un po' se ti aspettavi questo girone d'andata, che ricordiamo si chiude domani con la parità di Cremona, un Cagliari che tutto sommato è in linea con quelle che erano le aspettative di inizio campionato. Ti aspettavi questo tipo di stagione, oppure magari qualcosina di più, o anche qualcosina di meno, perché insomma, è sempre lecito pensare anche al peggio, ecco. No, dai, rispetto agli ultimi anni un po' travagliati, diciamo, questo con Fabio come allenatore io lo conoscevo già, l'ho avuto come compagno e so che è una persona preparata, è una persona che soprattutto che ci tiene, che trasmette l'emozione proprio e l'attaccamento anche alla maglia del Cagliari, e quindi sono contento che stia facendo questo percorso, che è un percorso positivo, sta facendo crescere tanti giovani. Soprattutto si vede un Cagliari che gioca un bel calcio, poi tralasciando un po' gli infortuni, anche le situazioni e comunque gli errori che in un processo del genere, dove comunque hai portato una mentalità, hai portato un palleggio, un modo di giocare diverso rispetto a magari una squadra che si deve salvare il prima possibile, una squadra che esprime anche bel gioco. Sono proprio contento e è bello vedere le partite del Cagliari. Faccio io la domanda, ti faccio questa domanda, Simo, su un giocatore che, insomma, ne parlano chiunque che è palestra, è comunque un giocatore che si è inserito da subito nel Cagliari, probabilmente non so quante aspettative c'erano effettivamente, perché adesso, senti, sì, io sapevo che palestra, insomma, magari all'inizio c'erano tanti punti di domanda, ma come è migliorato questo giocatore? Via via, adesso vedo che lo marcano meglio, però non è facile vedere un terzino destro che conduce la palla col sinistro, ad esempio. Cioè, è Quelle strano sono, questo. quelle sono qualità che sviluppi crescendo, e ovviamente è una cosa che a lui e soprattutto nel suo ruolo fa la differenza. Però sicuramente si vede un giocatore che qualitativamente e anche fisicamente ha uno strapotere, un passo fuori dal comune, e in più abbinato a questa tecnica e questa personalità può fare la differenza. Poi diciamo che è stato anche, non dico fortunato perché poi i meriti sono suoi, però trovare un allenatore come Fabio che l'abbia buttato dentro e gli abbia dato la fiducia anche di fare quello che sa fare, di sentirsi libero in campo. Eh sì, questo è vero, l'ha messo subito dopo 2 allenamenti in campo a Napoli e già lì si era visto, insomma, questo tipo di giocatore. E ti chiedo dall'altra parte, un giocatore che è nato e cresciuto nel Cagliari, al di là di Obert e Idrissi, lui piano piano sta prendendo sempre più minutaggio, ma sta prendendo anche consapevolezza delle proprie potenzialità ed è un giocatore magari meno fisico rispetto a Palestra, però è un giocatore che via via sta migliorando e si sta trovando bene in questa Serie A dopo l'ultimo campionato di Serie B della scorsa stagione. Allora, il discorso è sempre questo, è il fatto che comunque una volta che tu arrivi a quell'età di maturazione, poi stabilmente in squadra, tieni loro, prendi i ritmi, prendi gamba, prendi giocate, prendi tutto quello che comunque, se hai già le qualità di base tuo, abitui e alla di categoria con un tipo di giocatori, quindi ti manca solo avere minutaggio e situazioni di gioco per poterti definire un giocatore di quella categoria. Ok,
Quindi comunque è legato sempre al discorso che comunque Pisacane ti dà la possibilità, e il discorso progetto giovani, nel momento in cui tu prendi minutaggio, prendi esperienza, prendi anche consapevolezza di quelle che sono le tue potenzialità, ma poi non è così scontato il risultato finale, eh. No, certo che no, però il fatto di avere la fiducia dell'allenatore e anche le possibilità ogni volta di entrare e fare minutaggio ti aiuta comunque ad avere sempre più autostima, più consapevolezza nei tuoi mezzi e la testa a quei livelli, se arrivi lì a quei livelli vuol dire che le capacità ce le hai. Per rimanerci ci vuole che un allenatore ti dia la fiducia e soprattutto che la tua testa sia serena e ti permetta di lavorare come devi e come sai. Perfetto. Fra? No, l'ultima, Simo, poi ti salutiamo. Sempre sul Cagliari, siamo a gennaio, quindi prima settimana è iniziato il mercato da poco. Tante voci anche sul club rossoblu. Secondo te dove dovrebbe puntare il Cagliari sul mercato? Cioè, quale reparto secondo te deve rinforzare? Perché ora gli occhi sono sul centrocampo, un po' per gli infortuni di De Jong e Foloruncio, però in generale sta andando l'occhio di Angelozzi un po' su tutti i reparti. Secondo te qual è il reparto in cui servono rinforzi immediati? Visto anche l'infortunio di Belotti, sicuramente ci sta che, e anche di Felici, ci sta che intervengano almeno con un attaccante e un esterno, o comunque due giocatori offensivi, e poi visto gli infortuni di Deio e Foloruscio, magari cercare anche un centrocampista, nonostante gli altri stiano facendo molto bene lo stesso. Molto bene, Simo, grazie davvero di essere stato con noi, primo ospite di Buongiorno 131 del 2026 e quindi insomma Grazie a non voi. una cosa da poco anche da questo punto di vista. Ci vediamo presto, grazie al Monastiro ovviamente per insomma averti mandato da noi, è sempre un piacere collaborare con le società sarde, quindi un abbraccio, ci vediamo presto. Ciao, un abbraccio a tutti, grazie. Ciao Simo, ciao Ciao, ciao. Simo. Ciao. Eccoci qua. Eccoci qua. Ui. Rifacciamo il giochetto, fai tu. Ci mancava questo giochetto. Guarda, proprio sì. Questi giorni mancava avere la sveglia con Luca Di Leonardo. Buongiorno, questa voce squillante, nonostante l'età, va detto. Vedi, comunque il nostro nonostante magico l'età. Cagliari siamo mancati e dice sono l'unico pazzo che va a congelarsi a Cremona. Eccolo. Eccoci. Non sei l'unico Ci sta. pazzo, caro Tore, assolutamente. No. Andiamo. Ecco, mi permetti con questo assist di parlare Ecco. di una cosa, secondo me, tutt'altro che normale, ovvero il fatto che domani non ci saranno i tifosi del Cagliari senza tessera del tifoso. Il Cagliari ha perso il ricorso al TAR con una motivazione secondo me veramente senza senso, cioè Assurda. il fatto che il TAR ha detto che siccome la tessera non è onerosa, allora Esatto, tutti lo può dovrebbero fare farla. chiunque. Cioè, Incredibile. obbligare le persone a tesserarsi per andare allo stadio mi sembra una cosa veramente senza alcuna logica, veramente senza alcuna logica, e si sta andando veramente verso una situazione ogni settimana, ogni mese sempre peggiore. E mi chiedo quale sarà poi anche il futuro veramente del tifo, perché prima Roberto ha parlato del tifo organizzato della Torres, ma qua possiamo parlare tranquillamente del tifo organizzato del Cagliari, che negli ultimi anni praticamente è stato Tu fai in media impossibilitato sei trasferte all'anno più o meno fai senza Ecco. tessera. Su 18. Impossibilitato Su 19, a fare, scusa. cioè a seguire la propria squadra, e soprattutto la cosa peggiore è il principio secondo cui l'onere della prova passa al tifoso, cioè il tifoso che deve tesserarsi perché così dimostra di non essere pericoloso secondo quelle che sono le logiche dell'autorità. Qualcosa di veramente aberrante. Ci tenevo a fare questo piccolo Ci sta. passaggio, ma vedo che ci ha raggiunto il secondo ospite di oggi, che ti prego di presentare, di far entrare. Lo facciamo entrare subito. Eccoci qua. Buongiorno mister, ben trovato e buon anno. Buongiorno a voi ragazzi, buon anno. Buon anno, Come- mister. Come sta? Tutto bene? Sì, bene, grazie. Perfetto, Vai, Lu. inizio io fra. Sì, Allora, sì, domani vai.
c'è una partita non casuale, mister. Insomma, c'è al di là di tutto uno scontro diretto, due squadre che comunque lei ha allenato e anche l'incrocio tra l'ex allenatore del Cagliari dello scorso anno, ovvero Davide Nicola, e appunto Fabio Pisacane, che era l'allenatore della Primavera. Come vede questa partita domani? Una partita non banale, visto anche una classifica abbastanza corta là sotto. Sì, partita importante, interessante proprio per tutte le cose che hai citato poc'anzi. E quindi una partita secondo me aperta a qualsiasi tipo di risultato, perché comunque si affrontano due squadre che secondo me comunque stanno bene, stanno offrendo comunque prestazioni positive, al di là a volte se si possa fare il risultato o meno. E quindi credo che, come hai detto tu, anche il fatto che comunque la classifica sia abbastanza corta, anche le squadre che hanno 22 punti, insomma, non è che possono stare comunque tranquille, no? Anche se sono in una posizione di media classifica, c'è ancora tutto un girone di ritorno da giocare, quindi ancora il campionato aperto a qualsiasi situazione. Proprio sul discorso della salvezza, perché possiamo partire dalla Cremonese, mettiamo 21 punti, in caso di vittoria del Cagliari raggiungerebbe appunto la squadra lombarda, e gli ultimi tre che sono appunto Verona, Fiorentina e Pisa a 12 punti, quindi parliamo di fondamentalmente 9 punti dove ci sono 9 squadre. E detto sinceramente, nessuno probabilmente ha creduto alla Fiorentina come squadra, diciamo, ultima in classifica. È un campionato questo dove non c'è una squadra, tra virgolette, materasso. Negli ultimi anni c'era una squadra che più o meno, già dalla fine del girone d'andata, dicevi, ah, forse questa squadra sta un po' mollando. Quest'anno non c'è questa situazione. E questo probabilmente complica ancora la lotta a salvezza, dove il Cagliari è assolutamente implicato. 6 Sì, punti in sì, più, però c'è. sì, sì, sono d'accordo, nel senso c'è tantissimo equilibrio. Anche lo stesso Pisa, no? Che magari è quella che magari la si vede un po' più in difficoltà, sia come organico come a volte prestazioni e risultati, però batterlo non è semplice, e l'abbiamo visto anche a Cagliari, no? Qualche settimana fa. Poi adesso c'è anche l'incognita del mercato di gennaio, dove sicuramente le squadre che hanno bisogno di rinforzarsi cercheranno in tutti i modi di farlo, andando a cercare quegli elementi che possano fargli fare quel salto di qualità e potersi giocare la salvezza fino all'ultimo. Come hai detto tu, nessuno avrebbe messo la Fiorentina all'ultimo posto, però è una squadra che secondo me è destinata a risollevarsi per l'organico, per il fatto che dovrebbe comunque arrivare una figura forte, importante come Paratici, che sicuramente potrebbe essere un punto di riferimento e potrà portare magari quei calciatori che abbiano un po' la testa un po' più libera, insomma, per rafforzare un organico secondo me già molto molto forte, che purtroppo è partito male. E poi sappiamo nel calcio quando poi quanto l'aspetto mentale sia fondamentale, soprattutto in una piazza dove comunque le pressioni sono enormi. Quindi proprio per questo motivo nessuno può stare tranquilla anche dai 22 punti in giù. L'ultima per quanto mi riguarda, poi passo la parola ovviamente a Francesco. Ci sono chiaramente i saluti da parte dei nostri utenti, mitico mister, indimenticabile lei, i suoi anni qui. C'è una domanda poi di Nikas che dice: mister, quale giocatore del suo Cagliari come caratteristiche servirebbe al Cagliari attuale? Io dico Melchiorri, ma io la faccio un po' più generale, nel senso, sta praticamente finendo il girone di andata. Dove il Cagliari dovrebbe operare nel mercato, alla luce soprattutto degli infortuni, perché gli infortuni che ha avuto il Cagliari non sono banali, da Belotti a Folorunso, Felici, l'ultimo in ordine del tempo De Iola, insomma, non semplice sostituire questi giocatori. Sì, Salutiamo anche intanto Giampaolo. ringrazio naturalmente chi ci sta guardando per i saluti. Sì, forse un giocatore che attacchi la profondità, che possa sfruttare gli spazi aperti, soprattutto in un campionato dove tantissime squadre
vengono a prenderti comunque con grandissima pressione, ci sono tanti duelli uno contro uno e un giocatore come Melchiori potrebbe sicuramente dare un'alternativa in più per l'attacco. Quale giocatore possa servire? È chiaro, ci sono stati degli infortuni importanti, come tu hai citato, e quindi andare magari a colmare quel vuoto, cercando di mettere quelle caratteristiche, perché se poi la squadra è stata costruita in un certo modo, con certe caratteristiche, perdere un giocatore come Belotti, per l'esperienza, per come riusciva a far salire la squadra, lo stesso Foloruscio per la sua fisicità, per la sua gamba, lo stesso Felici, bravo nell'uno contro uno, che soprattutto a partita in corso negli ultimi 20-25 minuti, quando poi le squadre sono un po' più stanche, riusciva comunque a capovolgere le situazioni, a dare quel qualcosa in più per recuperare magari un risultato, per far vincere una partita. Quindi sicuramente si andranno a cercare quel stesso tipo di caratteristiche proprio perché sappiamo benissimo che adesso inizia un altro campionato, i punti varranno doppi perché le partite saranno sempre di meno, ogni squadra cercherà di mettere il massimo impegno perché poi è sempre più difficile recuperare e quindi avere un organico che ti permette di cambiare di partita in partita all'interno della stessa partita, giocatori che ti possono dare quel qualcosa in più senza far calare la qualità della squadra sarà fondamentale. Fra? Sì, mister, io invece le chiedo un po' della Cremonese, cioè perché abbiamo parlato del Cagliari, fin qui invece ribalterei un po' la prospettiva. Cosa aspettarsi dalla squadra di Nicola, che fin qui ha avuto probabilmente anche un campionato dal punto di vista dei risultati anche migliore rispetto a quelle che erano sia le attese e poi anche un po' i numeri delle varie statistiche partita per partita. Una squadra molto cinica, un po' quello che è mancato spesso invece al Cagliari di Pisacca, una squadra molto esperta. Basta vedere anche l'età media, la differenza di età media tra Cagliari e Cremonese. Che squadra ci si deve aspettare domani, soprattutto considerando il fatto che non vince da 4 partite, 3 sconfitte nelle ultime 4, non va in gol da 4 partite, quindi in qualche modo sta vivendo forse la prima mini crisi di questa stagione. Sì, è una neopromossa che comunque ha fatto una campagna acquisti comunque importante. È partita benissimo sulle ali dell'entusiasmo, come hai detto tu, con giocatori comunque di grande esperienza che hanno tanti campionati di Serie A sulle spalle, qualche giovane interessante. È una squadra che sapete benissimo insomma come gioca Davide, è una squadra aggressiva che viene a prenderti molto alta a tutto campo, rischiando qualcosina. E come dicevi tu, sta vivendo da un mesetto a questa parte sicuramente un momento non positivissimo, non tanto per le prestazioni in sé, ma per il fatto che riesce a creare poco o comunque a concretizzare eh, niente, perché sono 4 partite che non segna e quindi cosa si deve aspettare? Si deve aspettare magari una reazione anche di orgoglio emotiva, no? Dopo anche la sconfitta di Firenze avvenuta a pochi minuti dalla fine dell'incontro e quindi una reazione anche di carattere da parte dei giocatori della Cremonese che vogliono naturalmente velocemente far passare questo periodo negativo, anche perché comunque sulla carta è uno scontro diretto e battere il Cagliari significherebbe comunque tenere una squadra che lotta per mantenere la categoria e nello stesso tempo magari respirare un attimino e mettere tanti punti sulla terzultima. Sì, invece le chiedo quanto può incidere il fatto che Davide Nicola fino a maggio fosse l'allenatore del Cagliari, che quindi conosce bene un po' anche le dinamiche interne di uno spogliatoio, che è vero che è cambiato rispetto all'anno scorso, però poi ha mantenuto
fondamentalmente quelli che erano i pilastri, no? Al di là dei vecchi senatori, anche giocatori di grande livello, penso a Mina, penso a Caprile, giusto per fare qualche nome. Cioè, quanto può incidere questo? Perché noi abbiamo visto il Cagliari giocare delle partite molto interessanti, secondo me, sfruttando per esempio il fatto che Murelli, ovvero il vice di Pisacane, conoscesse Pioli nella prima partita, quindi contro la Fiorentina, e l'ultima il Milan, essendo stato vice allenatore proprio di Pioli al Milan. Cioè, sembrava quasi che certe dinamiche, certe letture fossero aiutate anche dal fatto di conoscere singolarmente i vari giocatori già allenati, oppure anche banalmente proprio quelle che erano le squadre. Secondo lei domani c'è questo rischio? Cioè, può incidere tanto la presenza di Nicola sulla panchina della Cremonese? Ma è un aspetto da prendere in considerazione, perché come dicevi tu, è vero che siamo allenatori molto preparati, che studiamo gli avversari nei minimi particolari, con i video, eccetera, eccetera. Però quando hai i giocatori alle tue dipendenze, diciamo così, li conosci alla perfezione, veramente li conosci a 360 gradi, e quindi conosci pregi, difetti. Poi comunque ha allenato il Cagliari fino all'anno scorso. Per certi versi Pisacane ha avuto modo di stare a stretto contatto, no? Con gli allenamenti di Nicola, vedendo tutte le sfumature. Quindi è interessante anche da questo punto di vista, nel senso che sono due allenatori che comunque si conoscono benissimo, perché proprio per le cose che abbiamo detto prima, e questo sicuramente può essere un aspetto che potrebbe incidere sull'andamento della partita. Naturalmente non in maniera decisiva, però inizialmente può darsi che qualche vantaggio una delle due potrebbe averlo. Io invece Luca. chiedo proprio sul discorso dell'andamento del Cagliari in questo girone di andata, nel senso che ha avuto più difficoltà negli scontri diretti, tolto Parma e Lecce che erano le prime due, c'era Belotti, e io dico sempre c'è un Cagliari prima con Belotti e un Cagliari senza Belotti, però nelle ultime gare è andata a giocare bene contro le big, mentre contro le dirette concorrenti, togliendo la sfida di Torino, che quasi lì è stata la vittoria di Roma e le vittorie in casa contro la Roma, le vittorie in casa del Torino, sono state due belle vittorie che però non hanno avuto la continuità negli scontri diretti. Mi viene da pensare Genoa, il 3-3, mi viene da pensare il 2-2 con il Pisa, ma anche nella sfida con il Milan ha iniziato bene, ha sbagliato inizialmente, probabilmente trovando il gol. Forse si sarebbe parlato di un'altra partita, però poi non è riuscita a reagire. Cioè c'è una mancanza quasi di garra in determinate partite rispetto ad altre. È normale questo, oppure effettivamente questa discontinuità ci sta, visto che comunque Pisacane ha il debutto in Serie A? No, non credo sia una questione di gara, penso sia una questione diciamo psicologica, nel senso che le gare contro le cosiddette grandi, da un certo punto di vista, naturalmente è più semplice prepararle, perché sai che bene o male il pallino ce l'avrà sempre, quasi sempre l'avversario, quindi tu le prepari in modo da cercare di concedere il meno possibile, e poi ti vai a cercare quelle situazioni di ripartenza, qualche episodio, qualche palla inattiva, e poi gli avversari comunque ti lasciano un po' più spazio, no? Proprio perché comunque sono delle grandi squadre, pensano più che altro, insomma, a fare il loro gioco, e magari hanno meno attenzione a volte con squadre che reputano inferiori a loro, mentre con le squadre più o meno dello stesso valore, o di quelle che hanno gli stessi obiettivi, cambia anche la pressione, no? Perché se giochi con una squadra che sai che devi magari vincere a tutti i costi, la pressione aumenta, l'aspetto tattico cambia, perché naturalmente devi fare un po' di più la partita, magari l'avversario ti aspetta di più, ci sono meno spazi, e quindi sono questi aspetti che naturalmente cambiano proprio l'andamento di come si giocano queste partite. E quindi il Cagliari, che naturalmente è molto bravo sotto l'aspetto della fase di non possesso, è molto organizzato, ti concede
sempre poco e poi ti riparte. Quando deve fare questo tipo di partite, naturalmente si esalta di più. Quando deve fare un po' di più la partita, naturalmente va più in difficoltà. Ok, quindi alla luce di questa, la partita di domani, insomma, sembra una partita abbastanza bloccata, perché comunque sono due squadre che tendono ad aspettare e a ripartire, quindi domani bisogna Eh, capire chi avrà il pallino del gioco. esatto, esatto. È chiaro che la Cremonese sappiamo che ti presta, ti viene a recuperare palla e cerca di verticalizzare il prima possibile, avendo, se dovesse giocare naturalmente, Vardi là davanti che ha bisogno di spazi per attaccare la profondità. E allo stesso tempo, ripeto, il Cagliari si è sempre esaltato quando deve coprire bene il campo, chiudersi bene e poi cercando di ripartire, perché ha giocatori comunque che ti possono ribaltare l'azione, che hanno comunque qualità in alcuni elementi e il Cagliari dovrà sicuramente cercare di sfruttare queste situazioni, però dal punto di vista tattico sarà una partita, ripeto, come dicevo prima, interessante proprio perché si somigliano molto come tipologia di approccio tattico alle gare. L'ultima, per quanto mi riguarda, le chiedo un'idea che si è fatta di Kilixoi, perché comunque se ne è parlato tanto. Nella prima parte non trovava minutaggio, ma poi ha trovato minutaggio, ha trovato due gol importanti che hanno portato 4 punti al Cagliari. Insomma, quali sono le aspettative su questo giocatore? Che idea si è fatto? Ovviamente parliamo di non averlo visto direttamente, però magari dalla TV c'è un'idea un po' che si è fatta di questo attaccante. Ma è chiaro che quando sei giovane, vieni da un altro campionato, da un'altra realtà, non è facile, no? Subito ambientarsi. Quindi credo che ascoltando anche un po' le dichiarazioni di Pisacane, che ne ha sempre parlato bene di come lo vede negli allenamenti. Si vede che è un giocatore che ha delle qualità tecniche indubbie, ha forza fisica, anche una buona velocità e una grande tecnica. Quindi si vede che aveva bisogno di tempo per ambientarsi, per integrarsi e piano piano, soprattutto quando poi ha avuto la possibilità, anche in maniera improvvisa, no? Perché se non vado errato c'era Borrelli con l'influenza, Sì, quando poi sì. aveva fatto insieme col Pisa il Gol. gol, il primo gol in Serie A, e quindi quella situazione l'ha sfruttata al meglio, questa cosa gli ha dato fiducia. A Torino ha fatto un'altra ottima gara con un grandissimo gol. E quindi può essere naturalmente magari il primo acquisto di gennaio, no? del Cagliari, visto anche l'assenza di Belotti. Poi è chiaro che i pregi e difetti meglio che dell'allenatore nessuno li può vedere, che vede il giocatore sotto occhi tutti i giorni, e quindi capiranno se con questi attaccanti che in questo momento ha il Cagliari si può andare avanti fino alla fine o ci sarà bisogno di integrare, visto, ripeto, sempre purtroppo il lungo infortunio di Belotti. Fra? Sì, no, l'ultima, mister, perché ha parlato di mercato. Cagliari e Cremonese sono in questo momento anche due squadre che potrebbero fare un affare, insomma, fondamentalmente con la cessione di Luperto, il passaggio di Luperto da Cagliari a Cremonese. Le chiedo, anche in base alla sua esperienza, cioè lei avrebbe avallato la cessione di uno dei titolari di queste ultime stagioni, soprattutto poi a una rivale per la salvezza. Detto che non è ancora fatto, non è ancora chiuso e tutto, però insomma è una voce che in queste ultime ore ha ripreso vigore. Quindi le chiedo se lei avrebbe dato l'ok da allenatore per una situazione così. Diciamo, stando così seduto come sono in questo momento, bello tranquillo, ti direi di no, assolutamente. Però è chiaro che se vengono poi intavolate certe trattative, perché da una parte sicuramente c'è la volontà di Nicola di portare a casa un giocatore che lui ha avuto, ha sempre giocato, è stato ed è comunque un titolare importantissimo della difesa del Cagliari. Quindi, e dall'altra parte, magari
c'è meno convinzione, ci potrebbe essere meno convinzione perché c'è stato un periodo che Ruperto è stato fuori per scelta tecnica, almeno da quello che avevo un po' letto. Non vorrei naturalmente dire una cosa errata. E quindi può darsi che ci siano delle situazioni interne che noi non conosciamo e che quindi possano aver spinto magari un'altra società a tentare di portare via un giocatore che magari si sa che potrebbe essere ceduto. Sono tutte dinamiche naturalmente che possono conoscere solo tutti i diretti interessati. Certo. Naturalmente. Certo, assolutamente sì. Va bene, mister, grazie ovviamente di essere stato con noi questa mattina, di averci un po' aperto anche gli occhi su questa sfida di domani sera, non semplice né per il Cagliari né per la Cremonese, perché ripeto, poi in caso di sconfitta... Difficile per tutte e due. Però, esatto, cioè chi perde domani secondo me ne esce con le ossa rotte. Chissà che non ci siamo fatti anche per questo un pareggio. Questo no, perché questo no, perché ti ripeto, mi sembra domani sia l'ultima del girone d'andata. Sì, esatto. Quindi c'è tutto un girone di ritorno, c'è un mercato di mezzo, quindi c'è tutta ancora, qualsiasi sia il risultato, tutte e due le squadre dovranno ancora faticare, lottare, impegnarsi tanto per raggiungere ognuno i propri obiettivi che si sono prefissati naturalmente all'inizio di stagione. Assolutamente sì. Grazie mister, è stato veramente un piacere Grazie iniziare a voi. l'anno con lei, ovviamente l'aspettiamo anche in futuro, ci farebbe piacere averla nuovamente con noi. Buona giornata e a presto. Buona giornata a Grazie mille, voi e di mister. nuovo tanti auguri. Auguri Buon anno. ancora. Grazie. Buon anno. Eccoci qua. E voilà. E ci siamo. Allora, c'era Molto bene. un commento che, ritornando al discorso che abbiamo fatto prima che arrivasse Mister Rastelli, sul discorso Sì. della tessera. Eccola qua, Nicola, il nostro abbonato, che dice: la cosa che ha meno logica è che i residenti in Lombardia possano andare ovunque a differenza del settore ospiti. Vabbè, questa è un po' la situazione. Io, se posso dire, anzi dico la mia, nel senso che per me è un po' una follia ancora parlarne nel 2026 di tessera del tifoso, che si è ampiamente visto come non sia utile, nel senso che c'è poco da girarci attorno. Non mi pare che siano diminuite certe dinamiche, ha solo creato un movimento dove, a seconda di dove vai, perché non è più, perché un tempo si diceva si usa la tessera del tifoso perché in determinate partite bisogna sapere chi realmente entra allo stadio per evitare determinate situazioni. Ma la situazione tra Cremonese e Cagliari, che è l'ultima in ordine cronologico, sono due tifoserie che non sono mai incontrate da nessuna parte. Quindi non ha nemmeno il senso, è una gara a rischio e quindi bisogna un attimino limitarla. Cioè, il motivo per cui era stata fatta la tessera del tifoso era questa, che adesso viene decisamente meno. E quindi a quel punto qual è? Qual è il pro? Perché devi limitare dei tifosi già che vivono in un'isola che a sua volta è già un limite, ahimè, perché ahimè, cioè è un limite al limite. E chi ha già fatto i biglietti, chi l'ha fatto da un mese, che non verrà assolutamente rimborsato, perché c'è anche questo il discorso, Certo. dove fondamentalmente tu non hai nessuna garanzia. E allora si parla tanto di tifosi che sostengono la squadra, che vorrebbero andare a seguire la squadra in trasferta, però effettivamente mi metto dalla parte di chi a un certo punto dice vorrei andare a vorrei andare a, che ne so, a Pisa, però è uscito il calendario, ma io come posso fare la... No, ma aggiungo un elemento che è un po' quello che dicevi tu, cioè, tra l'altro Cremona è una trasferta comoda, perché è a un'ora da Linate Cremona, fondamentalmente. Quindi è anche una trasferta che si presta alla, tra virgolette, esodo. Certo. No? Certo. E quindi solitamente le trasferte comode, poi, no, sono anche quelle che vengono in qualche modo messe, cerchiate in rosso nel calendario appena esce la data, perché tendenzialmente, cioè l'hai detto anche tu, Cagliari e Cremonese non hanno mai avuto nessun tipo di trascorso violento, così come era stato per Empoli Cagliari, un'altra follia, che c'era la paura che ci si potesse incontrare con i tifosi della Fiorentina. Ma, cioè, vabbè, ma adesso, se iniziamo a fare questi collegamenti, allora
si chiude Esatto. tutto, cioè di cosa stiamo parlando? Beh, Esatto. non lo so, cioè il fatto di reprimere anziché controllare per me è assurdo, cioè No, siccome non voglio rischiare allora facciamo così. la cosa peggiore è proprio l'inversione dell'onere della prova, che invece che essere Incredibile. in capo all'autorità pubblica è in capo al tifoso. Costa poco, costa quello che è. Chiunque si può tesserare. Cioè, ripeto, mi sembra una follia totale, soprattutto in un discorso di libertà personale. Cioè, Certo, esatto. perché mi devi Esatto. costringere? Perché mi devi costringere? Cioè, allora fallo anche nelle gare interne? Perché allora se il principio vale uguale, perché allora a quel punto non lo fai solo in trasferta, lo fai anche in casa. Certo. Cioè, No, è no, una ma infatti follia incredibile. Cioè, se passa questo messaggio, veramente si rischia di andare in una deriva di privazione di libertà personali importanti. Poi, ovviamente, voi mi direte, ci sono cose molto peggiori, molto più gravi, e siamo vabbè, d'accordissimo. però, certo, però noi stiamo Però parlando di un anche questo contesto diventa, Cagliari e quindi ma è questo diventa assolutamente un altro importante. elemento, poi Certo. diventa un altro elemento Certo. che si aggiunge a tutta quella lista di situazioni che già si vivono in altri ambiti, per cui, ripeto, cioè un qualcosa di cui veramente si poteva tranquillamente fare a meno, soprattutto considerando il fatto che poi, senza citare squadre, senza citare tifoserie, vedi altre piazze con molti più precedenti, anche dal punto di vista di scontri, disordine e quant'altro, fare bellamente quello che Beh, voglio. tante Non mi volte è fermo successo qui. senza citare nessuno, che quelle tifoserie sono venute a Cagliari, ma al ritorno i cagliaritani non sono potuti andare. Capitato tante Esatto. volte. Quindi senza Sì. fare no, basta vederle, molto semplice. Sì, Però esatto, evidentemente c'è un problema che deve essere necessariamente risolto, perché al di là di tutto il limitare la trasferta a una tifoseria che ha già il limite dell'isola, per me è assolutamente assurdo. Siccome non arriveranno 50.000 persone, ma probabilmente da Cagliari ne sarebbero parite 200. 250, quello Dai, era il numero 250. atteso. Quindi Il assolutamente numero più atteso. che controllabili in caso Un di... aereo, ragazzi, Dai, un aereo. ma... Cioè, ma- no, vabbè. cioè, poco più di un aereo fondamentalmente. Quindi di che cosa Vabbè. stiamo parlando? Ma vabbè, ripeto, questa purtroppo è la deriva che stiamo raccontando. Anche perché poi ci si mi lamenta che dispiace. chi si allontana dal calcio, ecco, a un certo punto uno dice, ma come, io spendo, non mi rimborsano nemmeno, alla fine, ciao, mi passa la voglia. Ma giustamente. La Va chiudiamo bene. qua, dai, perché altrimenti Lo potremmo chiudiamo parlare perché mi hai per detto ore. di chiudere alle 11 Sì, puntuale, esatto, ti esatto. sta partendo il Sì, pistolotto, quindi esatto. siccome esatto. ti conosco, Esatto. va bene. Allora ragazzi, chiudiamo questa puntata con Buongiorno 131, ci vediamo domani, o vi vedete domani, visto che io sarò in viaggio, Sì. quindi Sarà in transito. speriamo di riuscire a collegarci, ma comunque Luca ha già due ottimi ospiti per la puntata di domani. Come invece sicuramente ci vediamo stasera, credo alle 19, per la vigilia di Cremonese e Cagliari, quindi come sempre per andare a studiare un po' dati, statistiche, insomma, su quella che è la partita di domani. Non parla neanche oggi Fabio Pisacane, quindi non ci sarà la conferenza stampa neanche oggi. Spero che, insomma, in vista di Genova si possa ritornare a una normalità, o comunque al più tardi post Genova, insomma. Comunque è una prassi, in questo periodo sono scomparse le conferenze stampa. Sì, esatto, cioè quasi Scomparse. nessuno oramai sta più parlando, quindi... Non parla nemmeno Nicola, infatti, Esatto, non parlerà nemmeno lui. Quindi. E quindi vedremo un po'... comunque di parlare stasera della partita di domani, anche con le eventuali notizie che arriveranno oggi sul fronte mercato, ma vi ricordo che poi alle 1:30 gioca il Cagliari Primavera in Coppa Italia, visto come è andata l'anno scorso, insomma. Speriamo che possa continuare l'avventura
dei rossoblu di Pisano, che sono in ripresa, bella vittoria contro la Frosinone a inizio 2026. Oggi mi aspetto turnover, arriva l'Atalanta, quindi un avversario non banale sicuramente. Comunque vi racconteremo anche la sfida del Cagliari Under 20 di questo fine mattinata, all'ora di pranzo, insomma, se non avete niente da fare. State con noi, va bene? Benissimo, perfetto. Domani c'è anche il Fanta, giusto? Domani c'è anche il Fanta, assolutamente. Ah no, aspetta. No, questo non c'è il bisogna no, Fanta. perché Vedi? perché la giornata non è finita. No, infatti, vabbè, dovevamo parlare di questo. In effetti, dovevamo parlare di due cose. Comunque, possiamo spoilerare, non diciamo però... Domani vi diamo novità importanti Esatto, sul visto che sono da solo mercato domani, esatto. del fantacalcio. Ok, Quindi quindi domani questo era. ci sarà la famosa notizia per quanto riguarda il mercato di riparazione. Esatto. Habemus modus operandi, mettiamola così. Esatto. Bravo. Va bene. Giovani e meno giovani, ci vediamo domani o stasera. A domani, per la o stasera, esatto. Ciao. Ciao ragazzi, sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.